Sul futuro della Fondazione Teatri si gioca la credibilità dell'amministrazione De Pellegrin, che in questo momento si trova a un bivio: confermare alla presidenza Massimo Ferigutti, che gode della fiducia personale del sindaco ma non dell'assessore alla cultura Damiano e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia, o voltare pagina approfittando della modifica dello statuto dell'ente. In ogni caso ci vorrà del tempo. Per la revisione statutaria è stato individuato un avvocato veneziano e non è chiaro quali siano le modalità per la stesura della prima bozza. Quanto all'incarico al presidente Ferigutti, finito sulla graticola dopo la riunione della commissione terza dell'11 scorso, il sindaco De Pellegrin rimanda ogni considerazione. Mi dispiace solo di non aver potuto essere stato presente perché ero fuori Belluno su importanti appuntamenti. Sto valutando, perché insomma non è corretto prendere una decisione affrettata, quindi sto valutando sia la registrazione della commissione che quello che mi è stato riportato, per poi trarre delle conclusioni a mente fredda e capire veramente cosa è successo. Sempre De Pellegrin sui riferiti attacchi personali sferrati da Ferigutti contro tutti gli amministratori e operatori culturali degli ultimi 20 anni. Ognuno sicuramente, poi se ci saranno delle cose che sono andate oltre quello che era i ruoli di ognuno, ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Tra queste responsabilità potrebbe esserci anche in discussione il ruolo di Ferigutti alla guida, alla presidenza della Fondazione? Adesso non lo posso dire, come ho detto, prima faccio tutti i miei approfondimenti come sono abituato a fare, poi prenderò le mie decisioni. Più sereno e lungimirante il pensiero del primo cittadino di Belluno sul ruolo della Fondazione Teatri delle Dolomiti. E mi auguro che abbia un grandissimo futuro di sinergia con tutto il territorio, per avere più opportunità di sviluppare contenuti interessanti e di valori, e poi che possa essere così che vada a toccare tutti i punti dei teatri nel nostro territorio, quindi della nostra provincia, quindi assolutamente sì. Silenti, ma non per questo inattive, le due consigliere della Fondazione, Francesca Bortoluzzi e Tiziana Noro, che con la revisora unica dei conti avrebbero inviato una PEC all'assessora Damiano per segnalare la necessità di arginare l'azione solitaria di Ferigutti, che potrebbe mettere in difficoltà la gestione unitaria dell'ente.